microfono 1 2. Ok, il ritorno è dovuto al fatto che ho le casse eccessivamente alte, le mettiamo bassissime. Ok, prova 1 2. No, alziamo un po', prova. Ok, ci dovremmo essere. Buongiorno a tutti, buongiorno. Sì. Allora, qui abbiamo sistemato un attimino solo e finisco di sistemare tutto. Buongiorno a tutti. Sono le 10:38 di questo 1° dicembre 2023. Ok, siamo pronti per fare un altro sfogliamo insieme. Attenzione, un altro sfogliamo insieme. Oramai questo è diventato, diciamo, un mio appuntamento. Nelle mie live, diciamo, darò un po' più di priorità a questo format, diciamo. Sfogliamo insieme, noi potremo sfogliare insieme delle riviste, possiamo sfogliare insieme dei fumetti, addirittura possiamo sfogliare insieme anche un gruppo di vinili, diciamo i primi 50 vinili che ho, poi dal 51 al 100, così che possiamo dare un'occhiata alle copertine o parlare anche dei vari dischi, di magari quando sono usciti, ricordare insieme magari se c'è qualche ricordo legato ad un particolare LP, ad un particolare mix, ne potremmo parlare. E poi sfogliamo insieme sempre le riviste, anche quelle attuali. Diciamo che sarà un format secondo me che non avrà mai fine, dato che io ho talmente tante cose da sfogliare insieme. Possiamo sfogliare insieme anche dei CD, dei DVD, dei Blu-ray. Insomma, è un format che si presta sia a Reni Retro che a Reni Tunes. Ok? Vediamo un po' allora oggi di cosa dobbiamo parlare. Allora, sempre una rivista edita da Sprea Edizioni. Andiamo a vedere un po' prima le altre riviste che hanno trattato più o meno gli stessi argomenti. Benvenuti a tutti quelli che si sono collegati, buongiorno a tutti quanti. Andiamo, dicevo, a vedere altre riviste sempre di Sprea Edizioni già uscite durante quest'anno che trattano più o meno lo stesso argomento. Ecco, una che vi volevo far rivedere, eccola qui, è l'enciclopedia di Super Mario. Vedete, sempre per i manuali da collezione di Retro Gamer. Questa già l'abbiamo sfogliata insieme, andate a recuperare il video nel mio canale YouTube perché c'è lo sfogliamo insieme di questa bellissima rivista dedicata a Super Mario Bros. Ok? Qui ovviamente è tutta a colori, sempre, diciamo, la cura che mettono, diciamo, coloro i redattori e coloro che lavorano per regalarci, diciamo, queste riviste che ci fanno fare un tuffo nel passato e le possiamo aggiungere alla nostra collezione. Ok? Un altro numero che è uscito è questo, Gaming Hardware, sempre i manuali da collezione di Retro Gamer, e qui dice oltre 20 anni di gloriosa storia dei videogame, e qui vediamo è una bella PlayStation, nonché il GameCube, il Game Boy Advance, c'è un po' di tutto, e poi vabbè, qui intorno le console iconiche, quelle che, diciamo, i retro appassionati conoscono molto bene. Vedete, qui addirittura si intravede due Sinclair. Qui questo è il famosissimo CD32 della Commodore. Poi vabbè, c'è il Sega, l'Atari 5002, vabbè, e poi vabbè, c'è una tastiera che, anche se presa diciamo una piccola porzione, quelli che l'hanno avuta non la possono non ricordare, la gloriosa Amiga 500, che diventò famosa grazie anche alla facilità di caricamento dei giochi. Bastava inserire il dischetto e il Workbench, anzi meglio il Kickstart
procedeva a caricare il gioco subito, quindi senza problemi di MS-DOS, hard disk, per esempio LOAD asterisco, virgola 8, virgola 1, senza tutto questo l'Amiga era avanzata anche per questo, perché il drive che si sentiva faceva il classico tac, 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 andava sempre a cercare se era stato inserito un dischetto. Se il dischetto era inserito, il boot block del dischetto era valido, partiva immediatamente il gioco, senza scrivere niente sulla tastiera, senza fare nulla. Bastava inserire il dischetto e il gioco partiva. Era qualcosa di innovativo, poi ripreso ovviamente pure dalla Sony PlayStation, anche il CD32, bastava mettere il CD all'interno del lettore, chiudere il coperchietto, accendere la console e il CD32 procedeva al caricamento del gioco. Ok, quindi diciamo questa era un'innovazione già per l'epoca, perché questo avveniva solo con le cartucce. Se noi ci ricordiamo già dal VIC-20, Commodore 64, per far partire il gioco senza scrivere niente, senza neanche premere run stop shift run stop, praticamente ci volevano le cartucce, quelle che erano chiamate le cartridge. Allora uno metteva la cartridge e a quel punto partiva immediatamente, prima ancora del BASIC, sia su VIC-20, 64 eccetera, partiva il gioco. Poi vabbè, le console sono una cosa a parte, perché queste sono sempre state con la cartuccia, vedete il vano per la cartuccia qui sopra. Va bene, non è di questo che dobbiamo parlare, andiamo avanti. Questa è la grande storia dei videogames, vedete? Giochi, uomini e console che hanno lasciato il segno, vedete? E qua dietro qualche gioco. Ma non è questo che dobbiamo fare, anche perché questo cercatelo sempre nel mio canale, c'è anche lo sfogliamo insieme di questa rivista, ma siamo arrivati praticamente a quello che dobbiamo. Io ve lo dico, come ho sempre fatto, non l'ho ancora aperta, non so cosa contiene questo. I manuali da collezione di Retro Gamer, gli indimenticabili videogiochi anni 80. E questa è la prima di copertina, proprio la copertina di questa rivista, vedete? Ok? E qui quindi si parla di anni 80, guardate Outrun, bellissimo Outrun, Double Dragon, gioco di botte, Prince of Persia, e questo che era Amiga 500, vabbè, ci potevano scrivere che gioco era, vabbè, il Commodore 64, questo è il gioco proprio di Kung Fu per eccellenza del Commodore 64. Allora, aspettiamo, allora, andiamo avanti per ordine. Allora, cominciamo ad aprire la rivista. Guardate qua Tetris, Tetris tutto colorato, bellissimo, questa pagina mi piace parecchio, tutta bella colorata, vedete? Bella, bella, mi piace parecchio questa pagina, è stata ideata molto bene. E qui c'è l'editoriale. E ovviamente parte subito con gli anni 80, sono stati tante cose. E infatti gli anni 80, gli indimenticabili anni 80, hanno fatto la storia della musica, hanno fatto la storia dei videogiochi, hanno fatto la storia quelli che adesso si chiamano anime, però io continuo a chiamarli disegni animati o cartoni animati, insomma, cioè hanno fatto la storia di tante cose, si è sviluppato tantissimo il vinile, l'audiocassetta negli anni 80, che poi continuerà poi negli anni 90, ma tutto è iniziato, gli sterei dentro casa, questi armadietti con sopra giradischi, radio, amplificatore, lettore di cassette, la piastra. È cominciata tutto negli anni 80, ok? Poi negli anni 90 si è sviluppata, si è migliorata, ovviamente con l'andare avanti della tecnologia è arrivato anche il lettore CD a far parte degli impianti sterei, non tutti ce l'avevano, è arrivato il videoregistratore VHS che piano piano è entrato di prepotenza in tutte le case, perché ci permetteva di registrare dei programmi che facevano in televisione, oltre che a vedere le videocassette che noi andavamo a noleggiare in varie videoteche, non ultima Blockbuster, che poi è fallita tutta la catena, la storia la sappiamo tutti. E quindi gli anni 80 sono davvero stati tante cose.
ed ecco un bellissimo sommario dove si intravede Pac-Man, si intravede gli Kung Fu, diciamo c'è un po' di tutto, c'è il draghetto di Bubble Bubble, quello verde, ok, c'è Asterix, guardate, bellissimo, bellissimo questo sommario fatto così, c'è anche Tetris qui, Galaga, insomma c'è un sacco di roba. Allora, a pagina 6 c'è le regole del gioco, perché i giochi anni 80 spaccano. A pagina 14 la storia di Pac-Man sull'Atari 2006. Poi c'è i migliori giochi per il Nintendo Entertainment System, il NES. Double Dragon. Poi c'è i 25 migliori giochi per Commodore 64 di tutti i tempi. Vedremo se siamo d'accordo con questa classifica, perché il Commodore 64 ha avuto centinaia e centinaia di giochi. Tirarne fuori solo 25 e dire che sono i migliori è un'impresa ardua, secondo me, sì. Come è nato Outrun, la nascita di Frogger, la rana che attraversa prima la strada, poi lo stagno, insomma, bastava cambiare lo sfondo e, diciamo, gli oggetti da attraversare, e quindi la strada con le macchine diventava uno stagno con le foglie, con le altre rane, eccetera. Un principe tra i giochi, la storia di Prince of Persia. Come è nato R-Type, bellissimo gioco a scorrimento orizzontale che l'abbiamo giocato tutti. I migliori 25 giochi per lo Spectrum di tutti i tempi. La guida definitiva a The Legend of Zelda. Zelda ha avuto un successone enorme. Dietro le quinte di Maniac Miner. La storia di Tetris e i migliori 25 giochi per Amiga 500. Questo non penso sia possibile stilare una classifica dei 25 migliori giochi per Amiga 500, dato che ce ne sono stati un'infinità, veramente. Io gestisco il gruppo Amiga Ita su Telegram. Se vi volete andare a registrare, andate su t.me/amigaita, registratevi su quel gruppo troverete anche il link al repository, il nuovo Commodore repository su Telegram, dove ci sono gigabyte e gigabyte di giochi e programmi per Commodore 64, Commodore 16, Amiga, Plus 4, insomma Commodore 128, tutti quelli che piano piano riesco a trovare e a condividere con voi. Mi fa piacere, dato che si tratta di retro gaming, retro computing in definitiva. Le regole del gioco, guardate come è fatta bene questa scritta, ovviamente su sfondo Super Mario, vedete, start, bella, ricorda molto. Tra sviluppatori dal talento leggendario e publisher pronti a rischiare il tutto per tutto, gli anni 80 sono stati un periodo entusiasmante per il mondo del divertimento elettronico. Questa è la nostra guida a uno dei decenni più importanti della storia dei videogiochi. È vero, tutto quanto è nato più o meno lì, più o meno nacque partendo dal VIC-20, dal primo Spectrum, quello con 16K, poi per lo Spectrum 48K, l'Atari, quindi dal 2006 si passò sempre più avanti, ci furono l'Amstrad, una marea di computer, senza parlare delle console che continuavano a venire ideate e prodotte, ok? E infatti qui poi c'è una bellissima pagina su cui io mi soffermerei, non tanto qui dove si vede Pac-Man, dei fantasmini del gioco di Pac-Man, ma su questa pagina qui vediamo il primo, il Sinclair 48K con i tasti di gomma. Questo qui dovrebbe essere il Commodore, non si capisce se è il VIC-20 o il 64. Quello più chiaro era il VIC-20, quello color biscottone, colore un po' più scuro, era il Commodore 64, ma la tastiera era la medesima. Ecco qua l'Amiga. Questa è la macchina di Commodore, questa è l'Amiga 500 e questa è l'Atari. Sì, l'Atari 16 bit. Vedete? Qui sopra c'è l'Amiga 500 e sotto c'è l'Atari. Vedete con i medesimi floppy, quelli da 3 pollici e mezzo. Ok? Siamo passati dai floppy a 5,25 del Commodore 64, che poteva leggere anche quelli da 3,5 720, diciamo con il 1581,
che fu un drive leggendario che ebbe pochissimo successo perché arrivato già quando il Commodore 64 veniva sostituito dall'Amiga, ok? Più potente come numero di colori su schermo, più potente come grafica, più potente come processore, come RAM. Quindi diciamo che l'Amiga, partendo dall'Amiga 500, l'Amiga 1000, eccetera, poi sempre meglio è andata l'Amiga, diciamo aveva un po', anche i giochi erano molto più belli sull'Amiga, che ricordavano molto quelli della sala giochi, quelli che noi trovavamo, i coin-op, diciamo i videogiochi da bar, gli arcade, diciamo, e quindi l'Amiga entrò prepotentemente nelle case andando a sostituire il Commodore 64, anche se il Commodore 64 quando arrivò nelle case di tutti gli italiani negli anni 80 non ebbe rivali e ne vendettero milioni di pezzi. L'Amiga invece aveva anche una concorrenza da parte di ecco, per esempio di Atari, per citarne uno, ma anche di console videoludiche, quindi chi voleva prettamente giocare aveva anche la possibilità di comprare semplicemente delle console al posto che un computer come era l'Amiga 500, che veniva fornito anche con il Workbench, l'1.2 con l'1.3, insomma era un sistema operativo a finestre che poi sarà ovviamente i sistemi operativi a finestre all'epoca erano Windows, che mi pare che era il 3.11, che non era neanche un sistema operativo perché aveva ancora bisogno di MS-DOS su cui si poggiava questo programma chiamato Windows, e poi c'era vabbè il macOS che era tutto gestito a finestre, ok? Quindi andiamo avanti, qui dobbiamo parlare di videogiochi e quindi qui vediamo Mario, prettamente Mario, Super Mario, che poi abbiamo visto già c'era una rivista completamente dedicata a Super Mario. Qui c'è in alto, allora vi faccio vedere prima una panoramica e poi vi indico col video. Questo qui è Street Fighter 2. Ci fu una storia enorme perché Street Fighter 2 poi uscì anche per Commodore 64, ma era più brutto degli Air Kung Fu, mentre su Amiga erano 4 dischetti, ma fatto veramente bene Street Fighter. Certo stava sempre a caricare, carica, metti i dischetti. Guardate, questo era il primo mostro, il primo nemico di R-Type, vedete? Il primo nemico di R-Type. Qua c'è anche Pole Position, che fece scalpore su Commodore 64 perché era bellissimo dal punto di vista grafico. Ce ne sono tanti. Poi vabbè, quello che piace tanto a mia moglie, che è Wonder Boy in Monstersland. Wonder Boy, stupendo anche quello. Tetris, qui vediamo una versione a colori di Tetris. Tetris uscì anche per Commodore 64 ed uscì anche Blockout, ovvero il Tetris in 3D. Ok, qua vabbè c'è Pac-Man che l'abbiamo già visto, insomma vabbè. Andiamo avanti. Oh, guardate, bellissima questa pagina, la storia di Pac-Man sull'Atari 2006, ok? Bellissima questa pagina gialla, e qui viene ovviamente rappresentato l'Atari 2006 con, diciamo, il davanti in legno, ok? Il famosissimo joystick dell'Atari originale con il pulsantino. Allora, ed ecco altre pagine dedicate a Pac-Man sull'Atari 2006 con un po' di storia sopra. Space Invaders, altri giochi, Defender, Missile Command, Jungle Hunt, Crystal Castles, Track and Field erano le Olimpiadi bellissime, che iniziavano con la corsa, poi c'era la corsa ostacoli, il lancio del giavellotto, bellissimo. Poi vabbè, Double Dragon, Rampage, Centipede, Star Wars The Arcade Game, bellissimi questi titoli nominati qua in alto, sono tutti uno più bello dell'altro, ok? E qui ricordate che siamo nell'anno 80 e quindi non c'era tanta memoria, la grafica era quella che era, i pixel su schermo erano quelli, non è che si poteva fare chissà che. Con quei pochi colori e quei pochi pixel che si potevano maneggiare su schermo sono stati fatti dei miracoli, perché sono stati creati tantissimi giochi anche molto diversi uno dall'altro,
sfruttando sempre quella mappa di pixel e quella mappa di colori che si aveva a disposizione. Ok? I migliori giochi NES, Nintendo Entertainment System. Ok? E andiamo a vedere, qui ci sono dei numeri che presumo che siano appunto la classifica. 25esimo posto Skate Rattle and Roll, poi al 24esimo Backyard, 23esimo Chip and Dale Rescue Rangers e al 22esimo posto Exit Bike. Vabbè, questi sono. Al 21 c'è Kid Icarus, al 20 c'è River City Ransom Street Gangs, al 18 c'è Castlevania 3 Dracula's Curse, Zelda 2 al 17esimo posto The Adventure of Link, al 16esimo posto Faxandu, vi faccio vedere questa qui, siamo arrivati al 16esimo posto, e al 15esimo, poi ve lo andate a leggere, vi faccio vedere solo velocemente la pagina, vi andate a leggere quali sono gli altri 15 giochi per il NES che diciamo hanno messo in questa classifica. Ok, vedete, queste sono sempre pagine dedicate a questa classifica. Ok, ecco un'altra pagina di questa rivista bellissima. Allora, e qui si parla di Double Dragon, un gioco che in sala giochi ebbe un enorme successo, c'era sempre la fila per giocare a Double Dragon, bisogna dire la verità. Per finire questo gioco ci si affidava sempre ai più bravi, che ovviamente con meno gettoni riuscivano ad andare più avanti nel gioco. Ok? Guardate, qui ci sono un sacco di immagini prese dal videogioco, bellissimo, un sacco di storia, un sacco di aneddoti raccontati, io non lo so, non l'ho letti, però penso che sia così. Ok, io questa rivista, ecco, vi faccio vedere anche quest'altra pagina, mi scrivono ma non fa niente, non ci interessa, noi andiamo avanti anche perché si fa tardi, già sono 23 minuti. Eccolo qua, i 25 migliori giochi per Commodore 64 di tutti i tempi, anche di questi vedremo dal 25 al 15 e poi i primi 15 ve li andrete, vi farò vedere soltanto velocemente le pagine. Allora, al 25esimo posto Stunt Car Racer, bellissimo gioco, questo era realizzato molto molto bene, Stunt Car Racer, quindi senz'altro meritava di essere messo in classifica. 24esimo posto The Sentinel, non lo so se l'avrei messo io The Sentinel, 24esimo posto The Sentinel, non lo so se l'avrei messo. Boulder Dash senz'altro sì, perché sia in sala giochi e sia il porting sul Commodore 64 ebbero parecchio successo. Poi ovviamente al 22esimo posto Barbarian The Ultimate Warrior, questo era quello in cui tu con la spada potevi tagliare la testa all'avversario, quindi questo se lo merita tutto, il 22esimo posto, veramente era un bellissimo gioco. Al 21esimo posto California Games, vi faccio vedere velocemente questa pagina. Allora, al 21esimo posto California Games, dove c'erano tutti giochi che si potevano fare sulla spiaggia, anche palleggiare per esempio con un sassolino o andare con il surf sulle onde. C'erano tanti di questi giochi, c'era l'Half Pipe da percorrere con lo skateboard, ok. Al 20esimo posto Leaderboard Golf, io l'ho usato tantissimo, ci giocavamo tantissimo con i vicini di casa al golf perché si poteva giocare anche in più persone contemporaneamente, la grafica era molto bella, diciamo, la resa del gioco, che dovevi tenere conto del vento, dovevi cambiare mazza e a seconda della mazza la pallina andava più o meno lontano, quindi diciamo era molto un gioco di golf molto curato nei particolari e molto ben realizzato. Leaderboard Golf. Poi c'è ovviamente al 19esimo posto un iconico gioco che è The Way of the Exploding Fist, che era il karate
con questi sfondi bellissimi, il mare, il Monte Fuji, eccetera. Questo pure con mio fratello ci abbiamo giocato tanto, veramente. Poi Myth History in the Making, questo pure 18° posto, va bene. Delta non lo so se l'avrei messo. Delta veramente non lo so perché sì, è bello, però ce ne sono di migliori, Al 16° posto Maniac Mansion, questo merita senz'altro. Maniac Mansion ha fatto la storia, quindi. E poi vabbè, vi faccio vedere quegli altri, come ho detto, velocemente. Se volete vedere il resto della classifica, acquistate questa rivista, così vedrete il resto della rivista. L'unica cosa, vi dirò se io sono d'accordo o meno con il primo in classifica. Secondo me no. Comunque io non sono d'accordo con il primo in classifica, e ce ne sono anche altri che non avrei messo. Vedete qui, per esempio, vediamo un po' qua, non si parla di, per esempio, di Raid over Moscow, non si parla di Formula 1. Ci sono Buggy Boy, eccolo qua, sì, Formula 1 c'è. Gli altri sì, vabbè, ma ce ne stanno tanti che non sono stati menzionati, ma tanti, vabbè. Comunque, ecco come è nato. Vedete, questo è il logo originale di Outrun, diciamo il gioco con la Ferrari e la bionda accanto, che uno poteva andare in sala giochi e fare finta di avere una ragazza bionda e un Ferrari, se non sbaglio era un F40 questo, in testa rossa. Comunque bellissimo questo gioco, grande successo sia in sala giochi che poi anche su Amiga, e il porting su Commodore 64 non era neanche tanto male, guardate, qui mi sa che parlando di altre versioni, però se mi scrivete rosso su blu, qui la leggibilità ne perde. Ok, allora guardate, vi faccio vedere sempre rapidamente queste altre pagine dense anche di informazioni, perché come vedete la parte scritta è tanta. Ok, quindi andiamo avanti. La nascita invece di un altro gioco iconico, di un altro gioco che è nel cuore di tutti. Scrivete nella chat, se volete scambiare qualche idea. Qui è Frogger, la rana che deve attraversare la strada, la nascita di Frogger. Ok, bellissimo anche Frogger, anche se era un po', diciamo, ma non mi viene il termine come definirlo questo gioco, perché era diciamo dal punto di vista dei movimenti molto limitato, molto semplice, però veniva reso complicato appunto da tutti i vari nemici che passavano, quindi bisognava stare molto attenti a come si attraversava, che ne so, lo stagno, il fiume, la strada, eccetera. Quindi non era proprio semplicissimo, però era concettualmente sì, ok? Ed ebbe un sacco di successo proprio per questo, ok? Ciao Willy, buongiorno, un caro saluto. Sì, stavo facendo lo sfogliamo insieme di questa rivista, gli indimenticabili videogiochi, questa volta tutti anni 80. Ok, guardate, questa qua si continua a parlare di Frogger, la mitica rana che deve attraversare, e quindi noi andiamo avanti. Guardate che poi erano tanti quadri, tantissime le conversioni, perché se non sbaglio addirittura c'era una conversione per VIC-20, per Commodore 64, poi c'era qui sicuramente ColecoVision, Intellivision. Vedete, non mi veniva, a me mi piacque tanto l'Intellivision che aveva una mia compagna di classe alle elementari, a lei per Natale non mi ricordo di che anno, io nell'80, quindi sicuramente sarà stato nell'83, a Natale 83, ricevette appunto l'Intellivision e c'aveva questo Frogger. Poi c'era il poker con queste carte enormi e giocavamo a poker con l'Intellivision, però c'aveva anche questo gioco Frogger
ci abbiamo giocato tanto. Invece il porting sul ColecoVision, diciamo io sul ColecoVision mi piace tanto Smart, i puffi, e quindi giocavo sempre a quello. Comunque c'era il porting per l'Atari 2006, l'Atari 8 bit, c'era guardate, per Commodore VIC-20 come ho già detto, Commodore 64, addirittura pure su cartuccio e su disco più o meno era molto simile, capirai, sul Sinclair Timex 1000, addirittura sull'MSX, guardate, c'era il sull'Apple 2 addirittura c'era il porting di Frogger, e addirittura ovviamente pure sul PC MS-DOS. Ok, i 25 giochi migliori per Master System, il Sega Master System, vedete? E andiamo a vedere i, diciamo, 25 migliori giochi. Operation Wolf al 25esimo posto, sono d'accordo. California Games al 24esimo posto, anche questo non era male sul Sega Master System. Poi Bubble al 23esimo posto, sono 3 giochi uno più bello dell'altro, quindi attenzione che scalare la classifica qui è difficile. Poi Master of Darkness sul 22esimo posto, sono d'accordo. Ok, al 21esimo posto Gold Values, Valley of Doom, 21esimo posto. Shoplifter al 20esimo posto, Secret Commando al 19esimo, Asterix al 18esimo, Ninja Gaiden al 17esimo ed Enduro Racer al 16esimo. Vedete? Queste sono classifiche, sì, il Sega Master System ha fatto la storia pure lui, Poi ovviamente ci sono altri giochi che sono stati menzionati, ecco, li faccio vedere velocemente. Vediamo se anche in questo caso sono d'accordo con il primo in classifica. Sì, perché è un bellissimo gioco questo che hanno messo come primo in classifica, concordo pienamente con loro, è un bellissimo gioco. Allora andiamo un po', la nascita di Missile Command. Questa, la grafica di questo logo poteva essere curata un po' meglio, però diciamo che ricorda molto poi il logo originale, cioè, quindi diciamo va benissimo così. Non volevo mettere i giocatori nella posizione di bombardare città solo per divertimento. La nascita di Missile Command, andiamo a vedere, guardate, bella piena anche questa rivista, bella piena. Un principe tra i giochi, eccolo qua, Prince of Persia. C'è ovviamente un bel po' di riflessi, quanto prima dovrò dotarmi di qualcosa per sfogliare insieme queste riviste in modo da non avere tanti riflessi, diciamo. Comunque già così a me piace fare 4 chiacchiere, passare, ecco, già siamo 34 minuti, siamo già oltre il tempo massimo che io mi ero dato. Comunque sono belle piene queste riviste, quindi conviene perderci qualche minuto di più. Guardate quante pagine sono state dedicate a Prince of Persia, bellissima questa rivista, poi me la leggerò con calma durante il weekend. Ok, Prince of Persia, eccolo qui. Oh, come è nato R-Type? Questo R-Type mi piaceva tantissimo, così come Salamander su Commodore 64. R-Type e Salamander erano i 2 giochi a scorrimento orizzontale. Lo so, ogni gioco è bellissimo a suo modo, sì, sono d'accordo con Michele, saluto Michele, grazie per esserti connesso qui con noi. Mentre Willy è connesso da Facebook, Michele è connesso da YouTube, grazie mille di essere qui con noi. R-Type, dicevo, un bellissimo gioco a scorrimento orizzontale. Io avevo Salamander e questo qui era, diciamo, mi piaceva allo stesso identico modo, quindi R-Type, come anche R-Type 2, R-Type 2 che fu il seguito, belli tutti e due, bellissimi tutti e due. Vedete questa rivista piena di immagini, piena di informazioni. Allora, i migliori 25 giochi per lo Spectrum, ok? Andiamo a vedere. 25 Batti, posso essere d'accordo perché Batti era una versione di Arkanoid,
diciamo bisognava distruggere un muro di mattoncini con quadri sempre diversi. Diciamo non era male la versione, questo Batti per ZX Spectrum. Poi c'è Cybernoid, sono d'accordo, 24esimo posto. 23esimo Nebulus, come no, senz'altro. Fantasy World Dizzy, pure questo sono d'accordo, al 22esimo posto. Vi faccio vedere questi intanto, guardate. Ovviamente la grafica dello Spectrum era di qualità inferiore anche come colori rispetto al Commodore 64. Poi c'era lo Spectrum, aveva l'interfaccia joystick e di joystick analogici che quindi non erano per esempio a micro switch come quelli del Commodore 64. Mi riferisco ovviamente agli Albatros, ma poi ce n'erano anche altri a micro switch per Commodore 64. Poi c'erano anche quelli a lamelle che però duravano da Natale a Santo Stefano e non facevano bene contatto. Quando nacquero i joystick a micro switch praticamente non ce ne fu più niente per nessuno, perché ricordavano molto quelli della sala giochi, belli, resistenti. Gli Albatros erano eterni praticamente, andarono a sostituire quelli con la lamella, ed era un piacere giocare ai giochi con quel tipo di joystick, mentre lo Spectrum aveva tramite l'interfaccia dei joystick analogici molto buoni per i simulatori di volo, ma per tutti gli altri giochi un po' scomodi secondo me. Allora, al 21esimo posto Robocop, vedete, io questo ve lo faccio vedere, è quasi bianco e nero Robocop qua, vedete? Quindi erano un po' così, ce li aveva i colori, per carità, il Sinclair ZX Spectrum ce li aveva, però spesso c'aveva una tavolozza di colori un po' smunti, diciamo così. Poi c'è al 20esimo posto Sabre Wolf, posso essere anche d'accordo. 19esimo posto Back to School. Back to School, questo era una specie del giochino, come si chiamava? No? Capitan Miki che andava per le classi doveva prendere i cuoricini sotto alle sedie, cacciando i compagni e andando a caccia dei cuoricini per finire i vari livelli. Questo era una specie Back to School, ma era più un'avventura. Poi c'è Ant-Attack al numero 18, The Lords of Midnight al numero 17 e Turbo Esprit al numero 16. Questi ve li posso far vedere tutti, eccoli qui, fino al 16esimo posto, ok? E poi dal 15esimo posto, come ho fatto già prima, eccoli qui, vi faccio vedere un attimino la pagina, ok? Ed anche qui andiamo a vedere insieme se sono d'accordo oppure no con il primo in classifica. Diciamo che sì, diciamo che posso anche essere d'accordo, ok? Posso anche essere d'accordo con questo primo in classifica, anche se ripeto la grafica dello ZX Spectrum a mio avviso era un tantino inferiore a quella del Commodore 64. La guida definitiva a Zelda, guardate che bello, tutto un dossier dedicato a, diciamo, a Zelda. Zelda bellissimo. Ovviamente sentite che faccio il rumore con le pagine perché qualche volta si possono attaccare una con l'altra, e quindi faccio il rumore proprio per vedere se le sto sfogliando una alla volta. Bellissima questa rivista, molto molto bella. La creazione di Elite, come è nato Elite, questo gioco vettoriale, se si può definire così, vediamo un po' se usano questo termine. Allora, la creazione di Elite è uno dei giochi più importanti di tutti i tempi, perché ha cambiato per sempre la percezione di cosa fosse possibile realizzare con gli umili home computer dell'epoca. Ma come ha fatto Elite a sopravvivere alla prova del tempo? Siamo andati a chiederlo ai suoi co-creatori David Braben e Ian Bell. Ok? Vabbè, questa è grafica vettoriale, diciamola così, grafica per vettori, vedete? I nemici sono tutti vettoriali, sono tutti, diciamo, solidi, resi tali da un sistema avanzato di ombre, quindi di chiaroscuri, con il sapiente uso dei vettori. Ok?
vedete, questo è sempre dedicato a Elite, continua tutto l'articolo dedicato ad Elite, molto molto bello questo articolo, ma molto molto lungo, sicuramente ci sarà tanto da leggere e tanto da imparare, perché ovviamente nessuno di noi può sapere tutto di tutti i videogiochi eccetera. Leggere queste riviste ci può aiutare ad ampliare la nostra conoscenza in materia. Dietro le quinte di Manic Miner, eccoci qua, siamo quasi arrivati, mancano pochissime pagine. Guardate, queste anche sono molto colorate, sfondo nero e quindi i colori risaltano ancora di più. Guardate che bello, veramente bella questa rivista, veramente da applauso. Tetris, e qui Tetris sul Game Boy, venne fatto anche i remix, io ho i mix Game Boys Tetris, in versione a discoteca. Da quasi 40 anni questo originale rompicapo, nato in Russia, è una costante del mondo del divertimento elettronico. Abbiamo incontrato il responsabile di questo successo per farci raccontare la storia di questo semplice ma grande gioco. Anche questo non era facilissimo da giocare, ma semplici regole lo caratterizzavano. Quindi diciamo che bisognava fare le righe tutte quante complete senza lasciare spazi, andando a incastrare tra loro delle forme geometriche. Guardate che pensare, questi erano i puzzle game di una volta. Io ricordo con molto piacere Pushover, One Step Beyond o i Lemmings o no New More Lemmings. Quelli erano tutti rompicapo che tu dovevi risolvere per andare avanti nel gioco, quindi li ricordo con molto, sono quelli pure che a me piacevano parecchio, andarmi a scervellare su come mettere i mattoncini per fare in modo che Pushover andasse, ne muovesse uno e cadessero tutti quanti come diciamo, i tasselli del domino. Ok? Quindi mi è arrivata la notifica che il pacchetto è arrivato dal tuo edicolante di fiducia. Sì, quasi sicuramente devo andare a ritirare, ho altri 4 pacchetti, andrò a ritirare tutto domani mattina. Grazie mille Michele, ovviamente sarà mia cura poi parlarne anche durante una mia puntata di Sfogliamo Insieme. Tanto in finale di live vedremo cosa manca ancora da sfogliare insieme. Siamo a 43 minuti, andiamo avanti, altre 2 pagine e metterò ovviamente i link per l'acquisto su Amazon di questo prodotto che mi hai inviato. Ok, non voglio anticipare nulla, quindi non dirò niente di più. Ok, ti ringrazio ovviamente in live. Questo video rimarrà come video su YouTube, quindi ti ringrazio parecchio Michele per il pensiero. Allora, questo è Tetris, qua ancora Tetris, vabbè, poi Tetris vennero fatte i Tetris che si giocava in 2 contemporaneamente per fare una sfida a chi riusciva a durare di più prima che i tasselli arrivassero tutti in cima. Poi venne fatto Blockout, che era il Tetris in 3D, quindi si potevano muovere i tasselli sia in alto, in basso, destra e sinistra e pure in profondità, quindi divenne molto molto complicato. Se qui in finale si sono lasciati pochissimo spazio per quella che secondo me è una classifica che non può essere redatta, secondo me questa classifica, qualsiasi gioco io ci troverò dentro, secondo me non c'ha significato di essere redatta. E sto parlando dei 25 giochi migliori per Amiga 500. Allora, io avevo oltre 7500 dischetti per Amiga 500, sono tanti. È vero che c'erano giochi come Dragon's Lair, come Monkey Island, come Space Ace, come Hard Rising Havoc, il gioco di Roger Rabbit, che erano tanti dischetti, si arrivava ad avere pure 11, 12, 13 dischetti per un singolo gioco. È vero pure che la maggior parte dei giochi erano minimo 2 floppy, Street Fighter 2 per esempio erano 4 floppy, poi c'era Body Blues sempre che era di botte, Mortal Kombat sempre 4 dischetti, insomma erano tanti floppini da mettere da parte. Comunque ci andiamo a leggere sempre gli ultimi 10
per i primi 15 poi vi lascio a voi. Comunque al 25esimo posto Datastorm, al 24esimo posto Populous 2, al 23esimo posto It Came From The Desert, bellissimo questo, anche bello. 22esimo posto Hired Guns, pure questo me lo ricordo tantissimo. Poi 21esimo posto Wings of Fury, 20esimo posto Lotus Esprit Turbo Challenge, 19esimo posto Dungeon Master, 18esimo posto The Settlers, 17esimo posto Stunt Car Racer, che abbiamo visto anche per Commodore 64, al 16esimo posto Rainbow Island, The Story of Bubble Bubble 2, va bene, 15esimo posto non lo devo dire, comunque vi faccio vedere ancora una volta questa pagina, ok? Oh, vediamo qui, ovviamente qui mostra le grafiche migliori che solo Amiga 500 poteva fornire all'epoca, con questi colori, con questa palette così innovativa, piena di colori molto molto belli, molto vivaci, 4096 colori contemporaneamente sullo schermo da una palette di oltre 65.000. Mi sembra di ricordare questi valori. Ai ai ai, mi è arrivato un messaggio da mia moglie, l'ho letto qui in sovraimpressione sul PC. Allora, vediamo le ultime pagine. Allora, non sono d'accordo, ma neanche lontanamente, con il primo in classifica. Ci sono in classifica i Lemmings che ho già nominato, c'è in classifica, come no, c'è il gioco della Sensible, non solo quello di calcio, però non sono per niente d'accordo con il primo in classifica, ok? E vi faccio vedere l'ultima pagina, eccola qui, bellissima, ok? Bellissima, e questa è la quarta di copertina, questa ve la posso far vedere. Allora, io come sempre dico che questa rivista mi piace tantissimo, impaginata molto bene, la stampa molto molto buona. Vi faccio rivedere questa, che è un'immagine bellissima con il logo originale di R-Type, vedete, guardate che stampa, cioè la stampa molto bella. Secondo me devono rivedere i prezzi, perché pagare 6,90 questa e pagare 12, quasi il doppio, cioè il doppio, questa qui non mi pare giusto, anche perché sono molto molto simili sia come formato, vedete, sono molto molto simili come formato, anche come numero di pagine più o meno siamo lì, e potrebbero, dice questa c'ha una distribuzione secondo loro, secondo me è pure quello il motivo, inferiore rispetto a questa, però secondo me se loro abbassassero un po' il prezzo, magari non proprio al prezzo di questa, che costa 6,90 mi pare, ma anche a 10 euro, quindi 9,90 potrebbe già andare bene. Quindi mi permetto di consigliare a Spray Editori, se vede i miei video, non so, penso di no, perché io sono un canale piccolo di YouTube, ho pochi follower anche su Facebook e su Twitch, quindi diciamo sicuramente non vedrà mai questo video, però mi sento di consigliare, se può, diciamo, stringere leggermente anche il prezzo, così da aumentare magari anche la distribuzione, cioè il numero di copie che può vendere, ok? Ovviamente questo lo trovate in edicola, è uscito a novembre, e lo trovate anche sul loro sito, sul sito di Spray Editori, ok? Allora, detto questo, noi abbiamo ancora da aprire questa busta, so già che cosa c'è dentro, e dobbiamo fare lo spogliamo insieme di questi altri volumi editi da Spray Edizioni. C'è il numero 12 di Anime Cult, ok? C'è il numero 13 di Anime Cult, vedete, lo dobbiamo ancora fare, e poi c'è diciamo Robot Giapponesi volume 2, che è il seguito di questo Robot Giapponesi volume 1, che questo già lo trovate sui miei canali
Quindi andate sul mio canale YouTube, cercate lo Sfogliamo insieme di robot giapponesi e poi quanto prima faremo lo Sfogliamo insieme di quest'altro numero, il volume 2 di robot giapponesi. In chiusura di live, che è durata anche questa volta 50, siamo già a 51 minuti, quindi è durata quasi un'ora, per quanto uno si può sbrigare, ma diciamo le emozioni che suscitano i giochi, le immagini e i loghi presenti in una rivista del genere diciamo vanno vissuti, e quindi meno di un certo tempo non può durare la live e il filmato poi che ne scaturisce da questa live. Quindi in chiusura vi ricordo di andare a visitare i miei siti, il neonato www.magliettevintage.it, ok? Poi andate a vedere classe74.it. Se voi volete aiutare a crescere il canale, fate gli acquisti su Amazon partendo da uno dei miei siti, ripeto, classe74.it, www.magliettevintage.it, www.legolando.it, che contiene una marea di set Lego, www.starwarsstore.it, che contiene tanto materiale su Star Wars. Poi c'è, vedete, faccio pure fatica a ricordarli, c'è il mondodelvinile.it, www.ilmondodelvinile.it, che contiene tanti vinili in vendita su Amazon. Voi partite dal mio sito e fate l'acquisto poi su Amazon con il vostro account, però partendo dai link che sono nel mio sito. E poi c'è Renij Store, che è quello che a cui sono più legato, perché lì c'è la musica, ci sono gli amplificatori, i giradischi, i microfoni, le casse attive e passive, ci sono le console da DJ anche correttamente divise tra console standalone e le console invece che richiedono un computer attaccato via USB, così come i giradischi sono divisi tra giradischi a cinghia e giradischi a trazione diretta. Le casse sono divise tra attive, che non necessitano di un amplificatore, e quelle passive, che invece hanno bisogno di un amplificatore per poter funzionare. Ho cercato di fare un bel sito pieno di materiale proprio per facilitare l'acquisto degli utenti. Ok? Detto questo, io vi ringrazio di aver perso questa oretta in mia compagnia a sfogliare diciamo una rivista iconica uscita nel 2023, ma che ricorda gli anni che tutti quelli che da me hanno vissuto appieno, gli anni 80. Ok? Allora vado in cerca della sigla finale, mi preparo e ci salutiamo. Ok? Ci salutiamo. No, non è questa. Allora, la miseria, no, non trovo più la... No, non la posso trovare più perché mi sa che qui... Allora, aspettate un attimo. Vabbè, a questo punto metto questa, tanto va bene lo stesso. Che devo fare? Va bene lo stesso, tanto a me quello che preme è questo tipo di pubblicità. Ok, devo un po' riorganizzare questo OBS. Tra l'altro c'ho ancora Windows 7 su questo PC, prima o poi mi segano le connessioni e quindi poi a quel punto non potrò più fare la live a meno di non installarci. Tanto questo c'ha 16 GB di RAM, è un processore un po' vecchio, però riesce a fare tutto quello che io ho da fare. Anzi, quanto prima voglio fare una live per farvi vedere le centinaia e centinaia di finestre di Google Chrome che ho aperto, che io ho tante finestre di Google Chrome e lavoro così, sono disordinatissimo. Vi faccio vedere tutti gli hard disk pieni, perché qui ci stanno tera e tera di hard disk tutti pieni. Vi faccio vedere le applicazioni che ho aperte, eppure questo PC continua a lavorare correttamente. Mi pare che è un i5 di quarta o quinta generazione, comunque vecchissimo. Sì, voglio fare una live e ve lo voglio far vedere, dai, così vi rendete conto di come lavoro io. Ok? Grazie a tutti di nuovo. Sono le ore 11:32 di questo 1° dicembre 2023. Dal canale di Reni Retro è tutto. Non ho la sigla di Reni Retro pronta,
vi metto quella di Reni Toons, ok? Grazie mille, un abbraccio a tutti, grazie.